credo che la qualità principale di un vescovo di questi tempi sia quello di ascoltare. Il vescovo che ascolta. Si presenta così Monsignor Giuliano Brugnotto. Il nuovo pastore della diocesi vicentina riceverà l'ordinazione episcopale e inizierà il suo ministero con un'unica celebrazione presieduta dal cardinale Pietro Parolin l'11 dicembre nella cattedrale di Vicenza. Papa Francesco insiste molto su questa figura del pastore che non solo sta davanti, ma per lo più sta in mezzo e anche qualche volta deve stare dietro per prendersi cura di chi è più in difficoltà a camminare. Ecco, penso che il vescovo sia uno che sta in mezzo al suo popolo e cammina così. La scelta di unire l'ordinazione episcopale e l'ingresso nella diocesi vicentina in un'unica cerimonia vuole rispondere a criteri di sobrietà e semplicità, una linea che Monsignor Giuliano Brugnotto vuole percorrere nel suo ministero pastorale. Un giudizio su quel che sarà però lo lascia ai posteri, alla storia. Ma io ho pensato di dover esercitare il ministero del vescovo vedendolo un ministero piuttosto impegnativo, poi certo è un servizio che fanno gli uomini, quindi sarà quello che la storia potrà dire in seguito.